Le terre di lavoro che salvano la vita agli addetti ai lavori elettrici. Questo è un dispositivo portatile per effettuare la messa a terra ed in cortocircuito. Quando viene installato sul posto di lavoro, prende il nome di terra di lavoro. È un dispositivo di sicurezza. Serve per mettere a terra ed in cortocircuito le parti attive dell'impianto precedentemente sezionate. Nel caso dovesse esserci la rimessa in tensione dell'impianto, il cortocircuito che si originerebbe farebbe intervenire le protezioni di massima corrente presenti sull'impianto stesso. La norma CEI 1127, che fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici, prevede tra l'altro, per l'effettuazione dei lavori fuori tensione, di eseguire la messa a terra ed in cortocircuito delle parti sezionate, in alta tensione ed in media tensione, e quando richiesto anche in bassa tensione. Pensiamo in casi in cui vi sia la possibilità che l'impianto sia rimesso in tensione. La stessa norma CEI 1127 inoltre prevede di indicare nel documento di pianificazione dei lavori elettrici, denominato piano di intervento, il numero e la posizione delle terre di lavoro nei casi in cui è previsto l'impiego. Le terre di lavoro sono oggetto di trattazione teorico-pratica nei nostri corsi di formazione per addetti ai lavori elettrici secondo la norma CEI 1127 e per addetti alla manutenzione delle cabine elettriche secondo la 7817. Sono previste tra l'altro delle esercitazioni teorico-pratiche per la scelta delle terre di lavoro e per il collegamento delle stesse. Questi dispositivi di sicurezza sono in grado di salvare la vita agli addetti ai lavori elettrici. Gli utilizzatori delle terre di lavoro devono comprendere cosa sono, cosa servono, come e quando utilizzarle.